Amici di Sportisili, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Pillole di Sessa con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario consueto, ma in ritardo rispetto ai nostri programmi per un cambio di location dell'ultimo minuto, un cambio di location di fortuna, ma siamo sempre qui per diciamo, darvi quelle che sono le ultime notizie sul mondo del calciomercato del Palermo e non solo. Qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia per la prossima mezz'ora. Naturalmente vi invitiamo a seguire quelle che sono tutti quelli che sono i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, e poi naturalmente seguire il nostro canale YouTube dove potrete seguire tutti quelli che sono i nostri contenuti video, e anche il nostro sito naturalmente www.sportisili.it per restare aggiornati su tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Abbiamo anticipato di qualche minuto la nostra diretta rispetto al consueto, perché siamo nella marcia di avvicinamento che vede impegnata la prima squadra siciliana tra i campionati italiani di vertice, ovvero il Palermo, nel suo primo appuntamento in Serie B questa sera in anticipo Bari-Palermo. Seguiremo sul nostro sito l'evolversi della partita, potrete seguire tutti gli aggiornamenti del match, le interviste a fine partita, le pagelle, tutto il resto proprio sul nostro sito e naturalmente sui nostri canali social. Quindi restate sintonizzati perché potrete trovare tutto quello che interessa appunto il match tra Bari e Palermo, prima partita ufficiale del Rosanero nel nuovo campionato di Serie B. Come al solito la nostra scaletta parte dai temi di mercato, il primis quelli legati al mondo del Palermo. Diversi nomi sono venuti fuori negli ultimi giorni. Ci sono varie trattative in corso per il Palermo per portare a casa quello che sarà il prossimo terzino sinistro, ma anche il prossimo centrocampista. Ci sono tanti nomi in questo momento in ballo e li scopriremo insieme, così come potremo vedere come è evoluto il mercato del Catania, perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la difesa etnea, ma anche e soprattutto il reparto offensivo, perché ci potrebbe essere stata una svolta dal punto di vista della trattativa per Samuel Di Carmine. E poi una panoramica sul Messina, che ha chiuso finalmente per il leader di centrocampo, sta per chiudere per il terzino sinistro, attende quelle che saranno le risultanze del mercato per il centravanti, che è uno dei temi caldi, insomma, del mercato del Palermo. Scusate, del Messina. Partiamo subito con il Palermo che abbiamo detto sarà impegnato quest'oggi nella partita, la prima partita di campionato con il Bari, ma è anche impegnato su più fronti interni ed esterni per avviare al meglio la stagione 2023-2024. Intanto c'è una nota a margine di qualche giorno fa, ma che ormai i tifosi del Palermo sapranno: l'amichevole con il Melita, squadra di Serie B maltese, che aprirà in qualche maniera per questa stagione 2023-2024 il Renzo Barbera ai tifosi rosaneri. I biglietti sono già in vendita, sono gratuiti per quanto riguarda gli abbonati. Ci sono ancora qualche giorno, naturalmente, prima dell'acquisto di questi biglietti, e vedremo quale sarà la risposta dei tifosi del Palermo sia alle indicazioni che arrivano dalla partita col Bari, sia alle indicazioni che arrivano dal mercato. Come sempre dicevamo nelle scorse puntate di Pillole di Sessa, diciamo, il pallino del mercato del Palermo era certamente quello di portare a casa un terzino sinistro. Sono tanti i nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane. Si è parlato di Nicolo Corrado, si è parlato di Gianluca Di Chiara, si è parlato anche di altri profili, ma come spesso capita nel mercato è il Mister X a farla da padrone, quel colpo inatteso che dà una svolta alle situazioni
appunto di mercato, e il Mister X per quanto riguarda il terzino sinistro, adesso meno perché naturalmente già i tifosi del Palermo avranno seguito i nostri aggiornamenti come insomma, come potete aver visto anche sul nostro sito, sulla trattativa. Stiamo parlando di Christopher Lund, terzino sinistro danese di passaporto statunitense, che potrebbe essere il tanto cercato terzino sinistro per completare la batteria degli esterni difensivi del Palermo. Allora, ripercorrendo un attimo quella che è la scheda del calciatore, cresciuto nel Midtjylland, però un punto fermo di una squadra svedese, ovvero Laken, con cui è diciamo in rosa dal 2021, e negli ultimi 2 anni anzi nelle ultime 3 stagioni, si è sicuramente imposto come un ottimo profilo da osservare, tant'è vero che aveva su di sé gli occhi di diverse compagini europee. Il Palermo avrebbe affondato il colpo soprattutto nell'ottica di cercare, come sempre nel mondo City Group, quei giovani talenti che sono diciamo il fiore all'occhiello, possono essere il fiore all'occhiello della società, giovani da lanciare nel grande calcio, e perché no, anche rivendere per fare delle ottime plusvalenze. Questo in questo momento bisognerà vedere se sarà il caso di Lund, che però potrebbe appunto essere il prossimo terzino del Palermo. Lund ha già giocato diverse partite anche di Champions ed Europa League a livello di preliminari, ed ha appunto una esperienza nel campionato svedese di questi 3 anni al Haken. In questo momento il calciatore è in testa a tutti diciamo i sondaggi, e soprattutto, se potete aver visto quello che è il nostro sito www.sportisiri.it, avrete anche notato come si parli già di possibili visite mediche fissate per la prossima settimana. Quindi davvero l'acquisto di Lund potrebbe essere prossimo alla risoluzione, e andrebbe a chiudere, almeno momentaneamente, quella che è stata una delle grandi falle del mercato, diciamo, del Palermo. Passiamo invece al centrocampo che ha avuto diciamo al centro delle trattative certamente il nome di Matteo Prati, che è stato ufficializzato invece dal Cagliari proprio nelle scorse ore. Matteo Prati doveva essere uno dei rinforzi per il centrocampo del Palermo, che sta cercando 1/2 centrocampisti. Rimangono in piedi certamente i nomi di Santoro e di Verre, che potrebbe tornare in auge soprattutto nel momento in cui la Sampdoria potrebbe concludere la trattativa con Pereira. Ma in questo momento altro nome caldo del mercato rosanero è certamente quello di Federico Redondo Solari. Il doppio cognome indica anche la parentela con 2 calciatori del Real Madrid dei primi anni 2000 molto noti. Uno è Fernando Redondo, il padre del ragazzo, ex calciatore di Real Madrid e Milan, mentre l'altro cognome Solari è legato alla parentela con Santiago Solari, ex calciatore anche esso dei Blancos, ma dell'Inter proprio nei primi anni 2000. Federico Redondo è un mediano, classico regista quasi di stampo sudamericano, anche perché cresciuto in una squadra di grande importanza come quella dell'Argentinos Juniors. Il calciatore ha 20 anni ed è stato accostato negli scorsi giorni al Milan, che però, viste anche le richieste della squadra argentina di Redondo, avrebbe declinato qualsiasi interesse e si è concentrata su altri obiettivi. Il Milan ha mollato quindi un pochino il colpo. Il Palermo sarebbe interessato al ragazzo. La quotazione è di circa 4-5 milioni, che almeno sulla carta è molto simile rispetto a quella di Prati, ma la verità è che le richieste degli argentini sono piuttosto esose, quindi il prezzo di mercato di Redondo potrebbe essere anche più alto. Da questo punto di vista il Palermo avrebbe proposto una formula di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo
in caso di promozione in Serie A. La situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore. Sta di fatto che il Palermo potrebbe trovare in Redondo il vice Stulaz, che in questo momento non è presente in rosa, al netto di Samuele Damiani che però è in uscita. Non abbiamo parlato così come quella del centrocampo, sono sempre gli stessi nomi caldi, gli esuberi Marong e Doda per la difesa, Damiani che interessa in Serie C. Per quanto riguarda invece il nome di Saric sembra veramente più vicino a una permanenza in Sicilia piuttosto che un trasferimento da qualche altra parte, anche perché il Palermo ha fatto capire a chiare lettere che a fronte di offerte non congrue dal punto di vista economico il calciatore rimane, anche perché è un punto fermo della squadra di Corini. Ultima focus sul Palermo e sull'attacco, il rosanero non mollano la pista Moruzan, che però si è ulteriormente arricchita di un altro tassello. È seguito il calciatore romeno del Galatasaray da un'altra squadra turca, la cui pronuncia, mi scuserete se non è precisa, ma è l'Ankara Gucu. E appunto questa squadra turca si sarebbe inserita nella trattativa per portare il calciatore e farlo rimanere appunto in Turchia, e avrebbe un pochino vanificato sia il lavoro del Palermo che quello del Pisa, che aveva sorpassato il rosanero nelle ultime ore. Quindi la situazione in evoluzione, diverse fonti danno in chiusura l'accordo con questa squadra turca, altre invece sostengono che il Pisa sia invece la squadra in vantaggio. Dal canto nostro possiamo ribadire quello che si è detto anche nelle scorse puntate, ovvero che Moruzan è un obiettivo del Palermo, è stato un obiettivo del Palermo. Corini in conferenza stampa ha detto che si aspetta ancora delle cose importanti dal calciomercato, quindi staremo a vedere come evolverà la situazione, anche perché il Palermo non molla la presa sul ragazzo e a prescindere c'è anche Rigoberto Rivas. Questo per quanto riguarda il rosanero. L'ampia pagina di mercato prosegue con il Catania che ha in ballo alcune situazioni di mercato, ma ci sono anche i primi impegni ufficiali, sono stati appunto ufficializzati gli orari sia di un amichevole che si svolgerà a Ragalna il 20 agosto contro il Ragusa, ma soprattutto è stato ufficializzato l'orario delle prime 5 giornate del campionato di Serie C, che vedrà impegnato il Catania e il Messina. Per quanto riguarda gli etnei, il Catania giocherà venerdì 1 settembre, quindi in anticipo, tra l'altro ad aprire quello che è il campionato del girone C di Serie C alle 19:45 contro il Crotone. Questo per quanto riguarda appunto gli impegni degli etnei, che però sono anche attivi sul calciomercato che il Catania deve solamente ultimare, e uno dei colpi che ormai il Catania sperava di portare a termine anche precedentemente è certamente quello di Alessandro Quaini. Vi abbiamo raccontato in più di un'occasione come il nome di Quaini al Fiorenzuola sia stato decisamente quello più caldo per rinforzare il reparto difensivo, conosce i giochi offensivi di Luca Tabbiani in quanto difensore con i compiti di impostazione dal basso, è uno dei calciatori più importanti nelle caratteristiche di come vuole giocare Luca Tabbiani. Ebbene, dopo un lungo tira e molla sembra che il Fiorenzuola abbia aperto alla volontà del calciatore di arrivare in Sicilia. Questo significa che il Catania potrebbe chiudere col calciatore da un momento all'altro. Sembra essersi trovata la quadra dal punto di vista dell'accordo economico tra le due società, e il calciatore potrebbe finalmente giungere in Sicilia. Questo però cambierebbe anche quelle che sono le idee di mercato del Catania per quanto riguarda i rinforzi
sulla destra. Questo perché Quaini sposterebbe sulla fascia uno tra Castellini e Curado, che potrebbe essere adattato a terzino destro, e quindi in qualche maniera, diciamo, essere un jolly importante per questo settore, anche perché permetterebbe di liberare il Catania dall'acquisto di un altro uomo in quel settore. Questo per quanto riguarda naturalmente la difesa degli Etnei, che però sta valutando anche degli obiettivi per quanto riguarda il centrocampo. Uno è sfumato proprio nelle ultime ore, si tratta di Marco Pinato, svincolato dal Pordenone dopo la retrocessione d'ufficio, chiamiamola così, dei friulani in Serie D. Pinato si è accasato al Benevento, di conseguenza non è più nelle mire naturalmente del Catania, che dovrà completare il reparto con almeno un altro nome. Rimane in piedi quello di Simone Tascone, centrocampista adesso della Virtus Entella, ma c'è anche un nuovo sondaggio. Si tratta del sondaggio fatto per Giuseppe Mastino, che è un calciatore che ha grande esperienza nel campionato di Serie B e di Serie C, ha giocato con Spezia e Pisa, e proprio dai toscani potrebbe essere in uscita. Mastino è un jolly, come dicevamo prima, che ha grandi doti atletiche, ha grandi capacità anche di attaccare la porta, tant'è vero che non è stato solo utilizzato a centrocampo, ma anzi molto più spesso è stato utilizzato in attacco nel ruolo di ala destra. Quindi per me sarebbe un giocatore che permetterebbe di offrire delle garanzie tecniche sia al centrocampo sia all'attacco etneo, e comunque non è da escludere eventualmente per il reparto di mediana diciamo il classico, anche in questo caso Mister X, un calciatore a sorpresa che si potrebbe inserire nei nomi che abbiamo già fatto. Certamente il Catania sta cercando di arricchire il tasso tecnico del proprio gioco e della propria rosa. Passiamo invece all'attacco degli etnei, perché sembra finalmente chiusa la telenovela di Carmine. Di Carmine è accostato al Catania da diverse settimane, da diversi giorni di mercato. Sembrava a un passo dal Cosenza proprio nelle ultime ore, perché i calabresi volevano riportare in Serie B il calciatore che in Serie B diciamo ha dei numeri molto importanti in termini di gol e in termini di presenze. Lo ricordiamo anche nelle scorse annate, per esempio con la maglia del Perugia o in altre squadre, dove ha sempre dato il suo apporto dal punto di vista delle marcature. Ebbene, il Catania, dopo anche questo inserimento del Cosenza, sembrava essersi allontanato dal calciatore, da Samuel Di Carmine, e invece nelle ultime ore sembra ci sia stato un controsorpasso degli etnei, e addirittura si potrebbe arrivare molto presto alla chiusura. Quindi davvero è questione di giorni, se non di ore, delle volte capita anche questo, dove appunto Di Carmine potrebbe essere un calciatore del Catania nei prossimi giorni. Quindi si mettono da parte quelli che sono i vari nomi, da Paloschi a Galabinov a Cuppone, ma non si chiude il mercato offensivo del Catania, un po' anche perché se dovesse arrivare Mastinu si potrebbe inserire nella batteria degli esterni d'attacco, un po' perché il Catania ha già da tempo una con l'Avellino per riportare in Sicilia Mamadou Kanouté dell'Avellino, appunto, che è stato qualche anno fa un attaccante del Palermo, a cui tra l'altro il Catania, a cui giocatore, diciamo, il Catania non è legato esattamente da un ricordo positivo, perché subì un gol in un derby, è rimasto celebre per questioni di Covid che coinvolse il Palermo. Ebbene, Kanouté ha già un accordo con il Catania, ma arriverebbe solo nel caso in cui ci fossero delle uscite in attacco. Abbiamo già discusso in più di un'occasione quelli che sono i due nomi in uscita: uno è Giuseppe De Luca, l'altro è Giuseppe Giovinco, e vi abbiamo anche
confermato come la trattativa con il Taranto di fatto non è mai partita, perché il Taranto ha in qualche maniera bloccato l'interesse verso il calciatore proprio per volontà del tecnico Ezio Capuano, che anche in un'intervista delle scorse settimane ha di fatto annunciato di rinunciare essenzialmente all'acquisto di questo calciatore per motivi di equilibri all'interno della squadra, essendo già presenti in rosa diversi calciatori di valore e di grande diciamo qualitativamente di qualità molto elevata e che appunto hanno già in rosa. Questo per quanto riguarda il Catania. Passando invece al Messina che certamente ha bisogno anch'essa di completare quello che è il proprio calciomercato. Il Messina scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Il Messina sta chiudendo quello che è appunto il calciomercato dei rosanero, scusate, dei giallorossi. Il Messina sta per chiudere il calciomercato con alcuni colpi per quanto riguarda la difesa e l'attacco, ma come annunciavamo prima è stato pubblicato quello che sono quello che è il calendario della Serie C Girone C. Il Messina esordirà invece sabato 2 settembre alle ore 20:45 contro l'Audace Cerignola. L'Audace Cerignola ha viene da una stagione importante per quanto riguarda i playoff, quindi sarà un banco di prove importante per il nuovo Messina guidato da Giacomo Modica. Il Messina stesso ha fissato alcune amichevoli per le prossime settimane, infatti ufficializzato quello che è l'amichevole con il Caggi sabato 19 agosto a porte chiuse sul prato dello stadio di Visconte, scusate, mentre per quanto riguarda l'amichevole con il Licata, che sarà giorno 25 agosto, non è ancora stata ufficializzata la località e l'orario di inizio della partita, ma appunto venerdì 25 agosto ci dovrebbe essere questo test contro il Licata, tra l'altro squadra dell'ex messinese Giuseppe Romano. Ci sarà anche una terza amichevole martedì 29 agosto, l'avversario è ancora da stabilire, ma il programma del Messina è in questo momento in evoluzione. Passiamo appunto a quello che è la questione calciomercato del Messina. I giallorossi sono sul punto di chiudere finalmente per il terzino sinistro, perché da tanto tempo stavano cercando dei profili per quanto riguarda questo settore. Il nome caldo è quello di Antonio Brogni, calciatore dell'Atalanta Under 23, calciatore del 2001 che ha già un'esperienza in Serie C con le maglie di Paganese per Alpisalò Ancona e il calciatore ha anche diverse partite con la maglia delle nazionali giovanili, oltre ad aver ottenuto 2 scudetti del campionato primavera proprio con i bergamaschi. Il calciatore dopo un lungo tira e molla si è imposto e alla fine ha deciso di vestire giallo-rosso e il Messina va a chiudere quella che è stata una falla nella propria rosa nelle ultime settimane. Brogni dovrebbe firmare anch'esso nei prossimi giorni, così come ha firmato invece in questi ultimi giorni Domenico Franco. Domenico Franco è un calciatore di categoria a tutti gli effetti e conosce molto bene la Serie C per averla disputata
in questi anni appunto con le maglie di Monopoli, Rende, Cesena e Virtus Francavilla, dove ha anche vestito la fascia di capitano, e nel passato ha un'esperienza in giallorosso nel 2013-14 in Serie C2. Il calciatore ritorna a Messina e di fatto è il faro di centrocampo per Giacomo Modica, che da tempo inseguiva un profilo di questo tipo per andare in qualche maniera a chiudere un po' il reparto. Si pensa che il Messina possa andare a investire ancora su alcune pedine anche sulla fascia destra, e poi, come sempre, c'è la questione attacco a farla un pochino da padrone. Il Messina cerca un centravanti praticamente dall'inizio del ritiro in Calabria. Sono stati accostati diversi nomi. I nomi sono di fatto sempre quelli, perché il Messina non ha forzato la mano, non ha voluto intavolare sondaggi e trattative che non fossero alla portata delle casse della società, ma anche delle intenzioni tecniche della società. Ci sono dei nomi ancora in ballo, come quello di Plesce, come quello di Caturana, come quello di Bernardotto, che sono stati accostati ai peloritani. Ebbene, ci dovrebbe essere anche il nome di una punta che proviene dalla Serie B e che sarebbe in uscita da una delle squadre di Serie B. Non è ancora noto questo nome, ma il Messina sta vagliando diversi profili tra i vari esuberi delle squadre di Serie B, da cui potrebbe trarre effettivamente dei giocatori importanti per la causa. Il Messina ha ben chiaro che deve mantenere la categoria, anzi deve anche provare a fare un salto in più rispetto all'ultimo campionato, dove si è salvata all'ultimo secondo attraverso i playout con la Gelbison. Quindi vedremo cosa succederà con il centravanti nelle prossime puntate. Ormai manca poco alla fine del calciomercato. Potrebbe arrivare finalmente quel profilo che fa fare il salto di qualità ai giallorossi. Abbiamo recuperato adesso, e ci scuserete se non l'abbiamo letti, alcuni commenti del Palermo, scusate, alcuni commenti della nostra diretta, alcuni legati appunto al Palermo. Ci chiedono ancora di Lund, e ci chiedono anche di Moruzan. Naturalmente vi invitiamo a rivedere quella che è la nostra diretta Facebook, per rimanere aggiornati sul calciomercato delle siciliane. Poi naturalmente ci sono anche alcune battute. Comunque, per fare una breve sintesi, naturalmente Lund dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dovrebbero esserci delle visite mediche. Questo è quello che emerge dalle ultime indiscrezioni. Mentre per quanto riguarda Moruzan e Redondo, le situazioni sono in fase di evoluzione. Per quanto riguarda invece chi ci chiedeva appunto di Carmine, per quanto riguarda invece la questione di Carmine, sembra davvero a un punto di svolta la trattativa per portare in Serie C il calciatore con grande esperienza e un grande centravanti per un Catania che ha certamente delle ambizioni di promozione. La trattativa dovrebbe chiudersi a breve e naturalmente quando arriverà l'ufficialità potrete seguire i nostri canali ufficiali per rimanere sintonizzati sulle notizie calciomercato, una su tutte eventualmente l'ufficialità di Samuel Di Carmine al Catania. Non mi resta a questo punto che salutarvi. Io vi invito ancora a seguire quello che sarà il nostro sito nelle prossime ore, www.sportisili.it, perché troverete gli aggiornamenti sulla prima partita del Palermo tra Bari e appunto il Rosanero per
per la prima giornata del campionato di Serie B. Vi ricordo di seguire il nostro sito per trovare tutti gli aggiornamenti sullo sport siciliano a 360 gradi, non ultimo quello del calendario dei test post-season per la Formula 3. Vi ricordo di seguire i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, e soprattutto di seguire il nostro canale YouTube per guardare, osservare e analizzare quelli che sono i nostri contenuti video appunto della nostra redazione di Sportissimi. Non mi resta che salutarvi. Vi ricordo l'appuntamento di settimana prossima con una nuova puntata di Pillole Sesta, speriamo meno movimentata di quella che ci è capitata quest'oggi, e vi rinnovo l'appuntamento a seguirci su tutti i nostri canali, sulla nostra pagina e sul nostro sito. Arrivederci.